Ecco, noi stiamo cercando di comunicare ai giovani già con la nostra attività di educazione stradale nelle scuole, presso le scuole primarie, che svolgiamo la nostra attività e cerchiamo di far capire che esistono delle regole che vanno rispettate e quindi con la collaborazione anche della polizia locale cerchiamo di portare sul terreno quelle che sono le regole di vita di questi ragazzi. Mi sembra che questi ragazzi facciano fatica a rispettarle. Ma vengono fuori tante magagne dei genitori perché raccontano tutte le varie disservizi che fanno i genitori, e quindi è simpatico che i giovani, quindi i ragazzi, richiamino i genitori al rispetto delle regole. Anche grazie al vostro insegnamento. Almeno speriamo, questo è il nostro obiettivo in pratica. Grazie. Ci racconta un po' come si strutturerà il raduno, quale parti di Treviso verranno coinvolte? Allora, il raduno avrà sicuramente in Piazza Vittoria il giorno di domenica, però ci sarà dal venerdì in pratica in Piazza Borsa tutta una serie di eventi che riguarderanno la nostra associazione, quindi ci sarà rappresentato l'educazione stradale, la cultura motoristica e la protezione civile, che è uno dei nostri pilastri. Ci saranno altre presentazioni di esercitazione formale con il personale militare che faranno un esercizio formale in Piazza dei Signori e lo stesso nel pomeriggio di sabato ci sarà una dimostrazione di un dispiegamento di un modulo di gestione transito in Riviera Santa Margherita. Non mancherà di rendere onore anche ai caduti presso il Sacrario di Facaré della Battaglia, dove sabato pomeriggio andremo a rendere omaggio ai nostri caduti raccolti in questo sacrario molto importante di Treviso.